Nel segno del coronavirus, Luca Zaia dà a Cesare quel che è di Cesare e alla Germania quel che è tedesco, compreso il primato sull'infezione che spaventa l'Europa. Prima è stata la Germania almeno 20 giorni, un mese prima di noi ad avere i pazienti. E dall'altro siamo coloro che si sono mossi con trasparenza, ma oggi vediamo che siamo in buona compagnia. La Germania ormai ha i suoi primi 600 contagiati e non gioiamo di questo, ma è un dato di fatto. La Francia, la Spagna, la Svizzera, l'Austria. Insomma, il coronavirus oggi è potenzialmente dappertutto e c'è da chiedersi se abbia ancora senso definire le cosiddette zone rosse. Il Veneto può avere altre zone rosse, no, il Veneto è il Veneto, punto e basta. Noi non chiediamo come Veneto di avere identificazioni particolari di particolari aree. Dunque il prossimo passo è quello di superare la definizione delle zone rosse e di riaprire il cordone di Vo, dove è esplosa l'epidemia in Veneto, proprio a ridosso della provincia di Vicenza. L'isolamento fiduciario, l'isolamento di Vo, ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata. La partita ora si sposta sulla tenuta del sistema sanitario, per cui delle 20.000 assunzioni straordinarie di medici e operatori sanitari in pensione decretate dal governo ne beneficerà anche la Regione Veneto. Ne abbiamo già 500, la Sora Lanzani ha mandato avanti del 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa, in pensione, che è previsto dal decreto, per dire: volete essere della partita come un riservista, adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ovviamente servono anche dispositivi e attrezzature sanitarie su cui la Regione Veneto sta investendo milioni di euro, mascherine, occhiali protettivi, ma anche macchine per le terapie intensive come i respiratori meccanici. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico, ci sta, no? Con la macchina per la respirazione, cioè non c'è materiale sul mercato. Ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante, cioè noi non produciamo più nulla. Insomma, alla fine di questa emergenza, la politica italiana dovrà ripensare anche a garantire dei presidi produttivi sanitari, in modo che il paese sia autonomo e possa contare sulle proprie attrezzature. Ma oggi come oggi, l'emergenza sanitaria e quella economica hanno una sola via d'uscita. La vera soluzione è sconfiggere il virus quanto prima e da lì si riparte da zero, si riparte con l'economia, si riprende. Se questo non lo si fa, ovviamente tutto peserà e peserà sempre di più.